volessi tu far credere che tra qualche anno lascerà il posto a Simone Carabella, non lo dico ufficialmente. Gli anni passano e ovviamente diventa Simone Carabella nel settore. Ma togliendo questo, quello che voglio dire è che è iniziato tutto per caso. È iniziato tutto per caso, da una semplice lettera che Fabio Ascani, qui presente, ha pubblicato nel suo blog, dove io sono rimasto bloccato per ore sulla stazione Piazza di Spagna. Sono andato a Termini, un attimo di silenzio, sono andato a Termini e a Termini abbiamo trovato una stazione inaccessibile per ogni disabile, per ogni persona anziana che non poteva salire le scale, perché ovviamente non c'era un montacarico adatto per far salire una carrozzina, un passeggino al piano per uscire dalla stazione. Allora lì la mia forza di volontà, ma più che altro la mia voglia di non mollare mai, mi ha fatto contattare Simone, che ovviamente conoscevo per sentito dire, perché mio papà mi aveva raccontato chi era. Io dicevo, ma chi è Simone? Non l'avevo mai conosciuto personalmente, perché in quegli anni che Simone si tuffava io non ero mai stato presente al suo gruppo. Lo contatto e gli dico, qui c'è questa problematica, la vuoi affrontare insieme a me? E lui si rende disponibile a questa cosa. Da questa lettera, ovviamente, che io ho pubblicato, scritta da me, tante righe che potete ancora leggere, inventiamo un viaggio che parte da Dragoncello, da dove abito io, fino a Piazza Montecitorio. Lì, in questo viaggio, l'Odissea l'abbiamo chiamata, sui mezzi pubblici abbiamo incontrato la stazione Piazza di Spagna inaccessibile, proprio inaccessibile in ogni caso. E se non c'era Simone, credetemi, che ci sono video documentari, c'è tutto, basta che cliccate Claudio Palmuri, barriera architettonica esce il mondo. Simone mi ha dovuto prendere di peso e portarmi per 4 piani fuori dalla stazione di Piazza di Spagna. Non che questo sia bastato per attirare l'attenzione sulle barriere architettoniche, lì abbiamo detto no, questo non basta, perché a Roma questo non serve a nulla. Allora gli ho detto, Simone, dobbiamo fare una cosa più forte di questo. E cosa facciamo? Facciamo una maratona da Dragoncello a Montecitorio. Come una maratona? Sì, tu mi spingi da Dragoncello a Montecitorio. Senza l'autorizzazione di nessuno, né di vigili, di nessuno. Siamo partiti, siamo arrivati a Montecitorio, 5-6 ore fino a Montecitorio. Siamo arrivati lì, poi ovviamente nel tragitto ci ha ascoltato i vigili urbani, che abbiamo ringraziato pubblicamente. Ce l'abbiamo fatta, ma la cosa più importante è la seconda maratona che abbiamo fatto, perché la prima il sindaco Marino, l'amministrazione di Roma non ci hanno proprio calcolato, come si dice a Roma, non ci hanno proprio calcolato
per un disabile, ma anche per una persona anziana, vivere a Roma è una cosa che non si può più fare, perché un disabile, per la fortuna, nella sfortuna, che io posso fare qualche passo, ma qualcuno qui che ha una disabilità più grave della mia non si può alzare da una sedia a rotelle, non può uscire da casa. Questo non deve succedere. Oltre a questo abbiamo fatto altre maratone che ve le racconto perché è dell'incredibile. Siamo partiti da Montecitorio, siamo arrivati al secondo cancello di Ostia, 53 chilometri sotto al sole, che ci ha seguito il tabloide Samantha e Emanuele che abbiamo qui presenti, che da allora ci hanno seguito in tutte le nostre battaglie e non ci hanno mai abbandonato, e da lì abbiamo incontrato il sindaco Marino, che il sindaco Marino ci ha incontrato il 5 agosto, siamo andati lì e abbiamo proposto un piano dicendo ok, almeno delle 5 stazioni, perché non so se sapete, ma a Roma sono inaccessibili ai disabili 5 stazioni che non funzionano. Quindi per un disabile a Roma, al centro di Roma, 5 stazioni non funzionano. Abbiamo chiesto un montacarichi a Piazza di Spagna, abbiamo fatto un sopralluogo, il montacarichi a Piazza di Spagna non si può fare, ci vogliono 10 anni per fare il montacarichi a Piazza di Spagna. Questa è una cosa allucinante, veramente vergognosa. Allora cosa abbiamo fatto con l'intelligenza e la maturità? Abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo chiesto, ok, sindaco Marino, non ci costruisci il montacarichi a Piazza di Spagna, ma almeno prenditi l'incarico di mettere da parte questi soldi per costruire il montacarichi, ok? E metti in funzione almeno la metro di Flaminio immediatamente, perché costruire un montacarichi a Flaminio è una cosa essenziale e non ci vogliono tantissimi soldi, perché sono stati spesi tantissimi soldi. Questa è una cosa che riguarda ogni cittadino italiano. Oltre questo, perché io ve la racconto così, è stata veramente difficile, perché Simone ovviamente usa le gambe, è difficoltoso, corre e quanto altro. Ma io vi racconto che fare 56 km sopra una carrozzina senza fermarsi mai per la schiena è veramente stressante. Oltre a questo abbiamo fatto ultimamente una maratona che da Montecitorio siamo arrivati a Cecchina per attirare l'attenzione sulle barriere architettoniche. Abbiamo scritto al sindaco Marino un mese fa per la stazione di Flaminio e ancora è un mese che attendiamo risposta. Questo è veramente vergognoso. Io dico un'ultima cosa e poi vi lascio mangiare. Oltre a questo vi dico che il 21 dicembre, e l'annuncio qui davanti a tutti, faremo un'altra maratona che partiremo da Piazza Flaminio, da dove non funziona l'ascensore, e arriveremo qui a Cenzano il 21 dicembre, in pieno inverno. Almeno qualcuno forse un po' di attenzione in più ce la dà, perché io credo che tutti questi sforzi che abbiamo fatto e che ho fatto personalmente, perché ci credo, e ad oggi mi hanno fatto venire in mente e l'ho creata, proprio oggi nasce l'associazione l'Italia a misura di disabile, proprio oggi nasce, è perché il mio sogno è abbattere tutte le barriere architettoniche, ma soprattutto mentali, perché è quello che l'italiano deve
mentali. Grazie a tutti.